senso del mio viaggio? Il viaggio è di rimettere al centro del mio modo di fare politica i cittadini, i loro bisogni, e tra i cittadini ho scelto di partire da quelli che vivono nei comuni piccoli, che sono spesso quelli più emarginati, più abbandonati, più lasciati a se stessi. Lavoro col CSI, settore disabili, poi negli ultimi anni facciamo fatica a fare attività perché ci sono stati dei tagli enormi. Il fondo per i sociali in generale, e quindi anche quello destinato alla disabilità, è stato ridotto in maniera sensibile, che nel piano di risparmio, tagliando l'apparato burocratico della sanità, andremo ad aumentare anche la domiciliarità, cioè più assistenza domiciliare agli anziani non autosufficienti e disabili. Siamo da tanti anni in crisi, siamo stanchi. Si ha l'idea proprio di lavorare a rattoppi, sul contingente, sul momento, sul consenso, cioè sul clientelismo. C'è una vicinanza vera con gli amministratori locali che saranno i protagonisti della nuova stagione della politica regionale. È bello essere italiani, perché speriamo che ci renda orgogliosi di essere italiani. E i veneti anche. Appunto, brava. Ce la mettiamo tutta. Grazie della Che altro, grazie di essere stata presente con noi. A voi. Ci vediamo quando sei presidente. Al rinnovamento vero della politica. Ciao, ciao! C'è una sfiducia incredibile, ci mettono tutti nello stesso mazzo. Dobbiamo andare fuori e dire che la politica può cambiare e noi abbiamo l'obbligo di cambiare. Il Veneto è fatto di un tessuto economico produttivo di piccola e media impresa, di lavoratori autonomi e di partite IVA. Ecco, il governo ieri ha varato un provvedimento molto importante. Ha bloccato l'aumento delle tasse INPS per i lavoratori autonomi e ha rinnovato il regime dei minimi agevolati per le partite IVA. Questo significa che il governo Renzi è vicino al Veneto, conosce il Veneto, che appunto è un territorio dove le partite IVA e i lavoratori autonomi costituiscono un asse strategico importantissimo che va sostenuto, che va valorizzato, perché sappiamo che è attraverso questa sinergia che noi riusciremo a diventare protagonisti dello sviluppo politico, economico di questo Paese in un contesto evidentemente europeo.